Oggi un interessante convegno sulla festa del 25 aprile, la festa della Liberazione. Ecco, avete anticipato l'evento qui al Castello Chiaramonte, che ha visto anche il coinvolgimento di diversi istituti, diversi ragazzi che hanno dato un loro fattivo contributo con delle testimonianze di chi purtroppo ha perso la vita per la libertà. Sì, quest'anno abbiamo fatto questa iniziativa qui a Castello Chiaramonte anticipando di alcuni giorni la data simbolica del 25 aprile, il giorno della liberazione, per il semplice fatto che le scuole poi sono chiuse e quindi non abbiamo la possibilità di avere con noi i ragazzi su cui noi puntiamo con i nostri progetti, con le nostre iniziative, di far diventare, diciamo, dei nuovi, se non partigiani, quantomeno per farli diventare a conoscenza, per portarli a conoscenza, diciamo, della storia della guerra di liberazione, della resistenza della Repubblica e della Costituzione italiana. I ragazzi già si sono espressi una parte, perché ancora siamo in corso, stanno svolgendo dei lavori abbastanza interessanti, noi li ringraziamo, assieme a loro ringraziamo ovviamente i loro docenti e i dirigenti scolastici o meglio ancora le dirigenti scolastiche, visto che a Favara sono tutte femmine, che ci danno l'opportunità di lavorare in un progetto di educazione per i giovani che crescono e che saranno la nuova classe dirigente di Favara. Non ci fermiamo qui con questa con questa iniziativa di stamattina, andremo avanti anche con altre due iniziative. Una sarà nel pomeriggio, in pratica ci sarà una specie di tour attorno alle vie che sono intitolate ai partigiani di Favara, che hanno combattuto, alcuni sono morti anche nei campi di concentramento, qualcuno è ritornato anche in vita. E domenica mattina faremo un'altra iniziativa con una corona di fiori al monumento dei caduti e con un momento di riflessione ancora una volta qui all'interno del nostro castello. Lei ha voluto dare il suo contributo anche con un cognome importante, che ha perso la vita e si è sacrificato per la libertà. Una libertà che in questi giorni stiamo vedendo spesso viene messa in dubbio, no? Non si capisce il sacrificio che hanno fatto tanti per la libertà, eppure c'è chi rema contro. Ebbene sì, il mio cognome coincide con Calogero Marrone, anche se ci lega una larga parentela, ma io sono stata educata a questi valori e da allora mi sono impegnata durante il periodo scolastico, adesso sono in pensione e lavoro a tempo pieno con tutte e due le associazioni, quindi mi impegno in tutto e per tutto. Oggi sono un po' rammaricata, vi devo dare una grave notizia perché è stato il telegiornale a darla. Proprio stamattina al binario 21 di Milano sono stati infrattati dei murales, i Simpson vanno da Auschwitz. Questo è molto grave perché sappiamo che fin da tanto tempo serpeggia l'idea nazifascista, ma oggi come oggi tante situazioni portano veramente a chiederci che siamo in pericolo. La nostra libertà, la nostra democrazia viene vilipesa, riceviamo degli attentati magari non tanto muti ma semimuti, del momento che dobbiamo prendere coscienza in maniera veramente efficace, perché noi ci rivolgiamo alle scuole proprio per dare formazione, educare i ragazzi all'empatia, all'accoglienza, a saper stare bene insieme in libertà e in pace. Mai più la guerra, mai più il fascismo, memoria, memoria, memoria.